Pronti? 1, 2, 3. Questa volta il segnale è valido e si avvantaggia Locco Jet nei confronti di Zefanina che va subito a chiedere strada, ma una volta al comando Locco Jet tende a correre davanti e Zefanina deve accodarsi in seconda posizione. Cerca di farlo almeno, ma per il momento non riesce a superare concorrente all'interno e rimane scoperta all'esterno perché Sugar Breed serra sotto e ne scaturisce un parziale piuttosto svelto, 15-4 con partenza da fermo. Più indietro c'è Banana Rama Jet, che è preceduta anche da Blanca, poi il numero 1 di Rossano. All'esterno invece cerca di farsi luce Valentiniano. Intanto completamento dei primi 600 di gara con Allocco Jet che li percorre in 45,3, andatura quindi sostenuta, quella imposta dal battistrada Allocco Jet. Sugar Bread in seconda posizione, Zefanina all'esterno, poi gli altri che ora si sono ricompattati. Tanto 1 minuto e 3 decimi il passaggio agli 800 metri in corsia esterna, ha spostato anche Banana Rama Jet che ora figura in seconda pariglia alle spalle di Zefanina. 1.15,8 per il chilometro iniziale con in vantaggio sempre Allocco Jet. Banana Rama che sposta in terza ruota, è seguita da Valentiniano, in coda c'è Aaron Del Ronco, un giro alla conclusione con parziale in 14,7 davanti alle tribune. Ora sposta con maggior decisione Banana Rama Jet, cerca di lanciarsi all'inseguimento di Allocco Jet. Siamo ora a 600 dal palo, gli altri faticano a progredire e così in vantaggio è sempre Allocco Jet nei confronti di Sugar Bread che ora ha spostato all'esterno. Sugar Bread va su Allocco in anticipo su Banana Rama, ha guadagnato una posizione anche Blanca lungo la corda. Gli altri sono più lontani con Rossano in terza posizione, lo scatto in terza ruota di Banana Rama Jet che sopravanza Sugar Bread. Al comando però entra ancora Allocco Jet, retta d'arrivo con Allocco in vantaggio, Banana Rama che in un amen lo liquida. Banana Rama Jet che se ne va per proprio conto e viene a concludere facile vincitrice. Secondo posto per Blanca, al terzo e ancora Allocco Jet. Il successo in 1.16,3 da tarare ovviamente per Banana Rama Jet che rendeva un nastro e la vittoria quindi per quella che era la favorita Banana Rama Jet, Carlotta D'Agostino, per il training di Armando D'Agostino, che di rimessa vengono a vincere questo handicap all'Arcoveggio. Successo quindi per Banana Rama Jet, Carlotta D'Agostino, Armando D'Agostino e i colori della stessa Carlotta D'Agostino.